Per noi è un motivo di grande orgoglio essere qui oggi all'Università di Padova a certificare la volontà condivisa con l'Università di costruire la città universitaria. Dopo l'accordo con l'Università di Venezia o il protocollo con quella di Padova, un investimento da circa 60 milioni di euro tra i due atenei e il capoluogo della Marca per costruire la città del futuro. All'insegna dei giovani, della formazione, e quindi siamo estremamente contenti perché abbiamo raggiunto una sorta di autonomia universitaria. Sono molto grato ovviamente alla Fondazione Cassamarca che ha iniziato questo percorso, però era arrivato anche il momento per l'amministrazione comunale di cominciare a sedersi al tavolo con i due atenei in modo autonomo. Un vero e proprio campus dove gli studenti potranno trovare, nella sede decentrata dell'università, all'ex caserma Salsa, tutti quei servizi di cui usufruiscono i colleghi di Padova. Si tratta, evidenzia Conte, di uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana, un'ex caserma che diventa un polo dedicato ai giovani tra formazione, tempo libero e sport. Si tratta di un'operazione pubblico su pubblico, è un'operazione di rigenerazione urbana, di rigenerazione che quindi non implica nuova occupazione di suolo, che ospiterà il corso a ciclo unico di giurisprudenza e anche i primi anni delle professioni sanitarie. Nei 4.700 metri quadri dell'ex Salsa saranno ospitati laboratori, aule, spazio studio, sala convegni, uffici per i docenti e di segreteria, spazi comuni e aree esterne coperte, a disposizione di circa 1.800 studenti. L'operazione, del valore complessivo di oltre 12 milioni di euro, è cofinanziata dal Comune per 3,3 milioni su fondi PNRR e prevede un investimento massimo da parte dell'Università di circa 9 milioni di euro. I lavori saranno condotti secondo due stralci, il primo entro settembre 2026, il secondo atteso per la fine 2028. Intanto, per quanto riguarda lo studentato, a fronte delle decine di richieste da parte dei privati per la sua realizzazione, il sindaco di Treviso ha un piano ben preciso. Vorrei però mantenere l'anima pubblica dello studentato, perché il mio obiettivo non è quello di soddisfare i privati, ma è quello di andare incontro alle esigenze degli studenti con delle camere che siano accessibili anche da un punto di vista dei costi.